Buongiorno a tutti. Eccovi qua, salve a tutti, non vi vedevo. Buongiorno e bentornati a questo nuovo appuntamento con Confesercenti del Veneto Centrale dedicato ai distretti del commercio. Vi presento gli ospiti di oggi, vado un po', cerchiamo di essere cavalieri, quindi con Roberta Sarasin. Salve Roberta, assessore del comune di Mestrino. Salve assessore. Poi abbiamo Anna Buongiorno. Maria Ruzza, salve assessore. Per quanto Buongiorno. riguarda invece il comune di Veggiano, salve. E Buongiorno. buongiorno anche ad Anna Maria Cordova, che è manager del distretto appunto di oggi. E Buongiorno poi a abbiamo con tutti. noi Massimo Righetto, salve Massimo, assessore del comune di Rubano, salve Buongiorno a assessore. tutti. E il sindaco per quanto riguarda Grisignano di Zocco, Stefano Lain. Salve sindaco. Buongiorno a voi. Ecco, questi appuntamenti voluti da Confesercenti servono appunto per far conoscere meglio quelli che sono i distretti del territorio che quanto mai in questo periodo sono stati attivi e soprattutto in questa fase appunto problematica per i cittadini ma anche per l'economia dei paesi che li riguardano. Oggi Anna Maria Cordova, siamo nel distretto un po' particolare, che è lungo una statale regionale 11. Ci spieghi un attimino appunto che connotazioni ha questo distretto, Anna Maria? Sì, esattamente. Questo distretto ha come caratteristica principale questa regionale 11 che deve essere vista, e io ritengo che sia sempre necessario guardare le cose in positivo. Questa statale è importante perché porta molto flusso di persone che utilizzano questa strada importante che attraversa due province che sono in modo particolare, in questo caso, Vicenza e Padova. Sottolineo che questo è un distretto territoriale composto da 4 comuni, si vede dagli amministratori qui presenti, con capofila il comune di Mestrino, che siamo nella provincia di Padova, faccio volutamente questa precisazione, il comune di Rubano, sempre nella provincia di Padova, il comune di Veggiano, sempre a Padova, ma abbiamo anche Grisignano di Zocco, che invece rappresenta la provincia di Vicenza. Quindi, oltre alla particolarità della strada, ritengo che sia anche estremamente interessante, e penso sempre al sindaco Lain, che su questo lo conosco da un anno, ha sempre ribadito con grande tenacia e anche con estrema sicurezza, nel senso che lui ci crede realmente, ma ci crediamo tutti, l'importanza di fare rete. Lui, quando parla del distretto, dice sempre, e poi questo è un suo pensiero, ma è il pensiero di tutti, noi dobbiamo lavorare insieme per costruire un territorio unico. Quindi non ci devono essere divisioni di provincia, che a volte possono nascere perché due province diverse possono avere anche caratteristiche diverse. Io penso alla provincia di Padova, che sulla mobilità ha un pensiero, mentre la provincia di Vicenza ne ha un altro, ma allo stesso tempo anche di unione nel territorio, che è quello del distretto. Quindi un distretto particolare che però, a mio parere, può avere molte potenzialità e soprattutto, e qui mi piace sempre sottolinearlo, degli amministratori che con passione e impegno sono sempre pronti ad aiutare le proprie attività commerciali. Certo, quindi questo distretto diciamo che parte dalla periferia di Padova e poi ci accompagna fino appunto alla provincia di Vicenza, e come abbiamo purtroppo capito, come succede con i virus, che non ci sono confini, ecco che questi virus buoni, che sarebbero le contaminazioni invece positive del fare e del far bene, dovrebbero essere appunto senza confini, e questo è un bel esempio. Partirei con Roberta Sarasin, che è appunto assessore al comune di Mestrino, perché Mestrino è un po' anche il capofila. Cosa significa essere capofila in una progettualità come questa, Roberta?
Beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Sicuramente noi tra l'altro siamo anche nuovi come capofila perché nel vecchio distretto non era il comune di Mestrino ad esserlo. È un impegno importante, è una responsabilità anche nei confronti anche degli altri comuni e soprattutto nei confronti dei commercianti. E essere capofila in questo momento, soprattutto durante la pandemia, ha un qualcosa in più, diciamo, che ci fa sentire ancora più vicini ai commercianti e ancora più da responsabilizzare. È un momento veramente molto molto difficile per il commercio e questa è una cosa che condivido con i colleghi molto spesso. Purtroppo il momento che stiamo vivendo non aiuta nessuno e noi sicuramente cerchiamo di essere tutti presenti, tutti attivi. Ogni commerciante ovviamente ha le sue peculiarità, le sue esigenze che sono completamente diverse l'uno dall'altro e noi come comune capofila cerchiamo di portare avanti anche i loro bisogni, ma non è facile, questo lo devo ammettere, in questo momento decisamente, nonostante la situazione epidemiologica almeno qui stia decisamente migliorando, non è un momento, non è un momento sicuramente sereno per nessuno, soprattutto per noi. Certo. Certo. Ecco, in questo ipotetico fil rouge che è la statale 11 regionale che appunto da Padova ci porta fino a Grisignano di Zocco, siete riusciti in qualche maniera a fare di quella che potrebbe sembrare una debolezza, un qualcosa diciamo che ha sempre un po' spezzato la città e quindi anche con le problematiche che può avere una regionale che taglia molti paesi, invece avete trovato un punto di forza. Roberta, Sì. e dopo vorrei anche sentire la parola di Massimo Righetto. Prego, Roberta. Sì, abbiamo trovato un filo conduttore, abbiamo trovato dei punti di interesse in comune per il quale valorizzare anche questa statale, questo distretto, perché ogni comune effettivamente ha delle peculiarità diverse, delle esigenze diverse che noi siamo riusciti a mettere insieme e a creare un qualcosa che sarà duraturo nel tempo, almeno quello che ci auguriamo noi. È sicuramente la statale un qualcosa che taglia non solo a livello di città, ma a livello anche di paese, perché noi, almeno parlo per Mestrino, ma sicuramente è così anche per gli altri, abbiamo questa statale che ci divide il paese da una parte e dall'altra, quindi con delle attività andando verso Grisignano, quindi verso Vicenza, sulla destra e delle attività sulla sinistra, che nonostante siano sulla stessa statale, in realtà sono molto diverse tra loro e hanno anche esigenze proprio di territorio diverso. E quindi mettere tutti insieme non è stato sicuramente facile, però insomma abbiamo lavorato, stiamo lavorando, abbiamo tutti delle ottime proposte, idee e voglia anche di fare, perché comunque siamo 4 persone completamente diverse, con territori diversi, che però sono riuscite a trovare appunto un punto di incontro per portare avanti questo distretto, questo sicuramente. Certo. Massimo Righetto, Rubano diciamo è il prima cittadina che si trova subito dopo Padova, appunto seguendo questa direttiva, e bisogna anche dire che ormai i paesi, le città sono così vicine che non c'è una sorta di continuità tra l'una e l'altra. E però appunto voi siete riusciti a cercare di valorizzare non solo tutto il commercio, ma anche le varie attività e anche le zone, diciamo, verdi che danno respiro alle città. Beh, allora, siamo riusciti a valorizzare, lo vorremmo, innanzitutto. Sicuramente il nostro impegno, penso, perché ci stiamo dedicando, anche se alcuni frutti ancora non si vedono, proprio anima e corpo, per cercare di valorizzare soprattutto le piccole attività di vicinato alle quali riconosciamo un ruolo fondamentale e soprattutto anche cerchiamo di incentivarle per non perderle, perché effettivamente stanno soffrendo. Allora, Rubano ha una vocazione green sicuramente, perché è sempre stata strutturata e progettata proprio anche come sviluppo urbanistico, con un ampio rispetto per quella che è la connotazione verde del territorio e soprattutto anche
nel tentativo di ricreare delle continuità, se penso al Parco Agricolo Metropolitano e se penso anche ai possibili collegamenti che vi sono anche con gli altri comuni che fanno parte del distretto, Rubano da questo punto di vista si sente veramente di poter portare questa particolare sensibilità. Mi permetto di ritornare sulla domanda che aveva fatto anche a Roberta. La regionale è il nostro elemento d'unione, ma io direi anche che è il nostro elemento che ci ha permesso di essere di paesi, perché i nostri paesi tutti sono nati, si sono strutturati attorno a questa arteria di traffico e uno degli obiettivi proprio del distretto è quello di cercare di valorizzare i nostri centri storici anche con opere strutturali proprio per caratterizzarli e per far sì che non diventi solo un'arteria di traffico ma anche un punto di sosta dove chi passa viene incentivato a fermarsi e a entrare magari in quelle che sono le nostre strutture commerciali. Quindi questo è uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti, insomma. Certo, diciamo che un po' in tutta questa direttiva ci sono delle realtà commerciali, ma penso anche a ristoranti che adesso ovviamente sono in grossa difficoltà, comunque delle eccellenze conosciute non solo in Veneto, ma vorrei dire anche a livello nazionale. Quindi è una zona estremamente ricca di potenzialità, ma anche di persone che hanno investito nel tempo, proprio sfruttando probabilmente anche quello che è l'indotto che questa arteria può portare nel paese stesso, Righetta. Sicuramente sì, non serve che facciamo troppi nomi, certo. però certamente il nostro territorio ha delle eccellenze, se penso alla ristorazione, se penso anche all'abbigliamento, se penso anche magari nomi meno conosciuti che però sono realtà importantissime che stanno lavorando da New York piuttosto che... E quindi io penso che sia proprio anche un compito del nostro distretto, non dico di coinvolgere, perché alle volte si fa anche fatica a coinvolgere, ma certamente di mettere sul campo quella che è la peculiarità e le eccellenze che abbiamo, perché alle volte non le si conosce e soprattutto si va da qualche altra parte a ricercarle senza sapere che magari ci sono in casa, insomma. Quindi questo è proprio dovrebbe essere una delle missioni che i nostri distretti hanno, cercare di valorizzare dalla piccola alla grande realtà, da quella più conosciuta a quella meno conosciuta, presente nel territorio. Certo. Sindaco Lein, lascerei un attimino per ultimo, nel senso che seguiamo proprio questa traiettoria e facciamo anche, siamo un po' cavalieri, andiamo a Veggiano con l'assessore Ruzza. Assessore, Veggiano, io ho avuto la possibilità qualche tempo fa di passare proprio da poco, ho visto anche lì, come dicevano anche l'assessore Sarasin prima, la divisione è anche, diciamo, tra un lato e l'altro della strada, però ho visto un grande impegno, diciamo, per cercare di renderlo unito gli ambedue i lati, ma soprattutto un grande ecosistema con il resto dei distretti. Ecco, sì, la nostra realtà, diciamo, nell'ambito del distretto è la realtà più piccola dal punto di vista commerciale. Abbiamo 2 o 3 realtà grosse sulla regionale, ma all'interno della nostra comunità le realtà commerciali sono poche. Diciamo che noi possiamo offrire tanto verde, cioè abbiamo la bellezza di avere degli argini belli dove le persone si fermano e vengono anche da altri paesi per passeggiare a Veggiano. La realtà purtroppo commerciale in passato non è stata proprio tanto seguita dal punto di vista
delle costruzioni che sono state fatte, non sono stati fatti i negozi e quindi quando si poteva aprire non si è aperto e adesso stiamo un po' pagando. Però siamo diciamo fruitori delle realtà vicine, Grisignano, Mestrino, Urbano, per i nostri cittadini le spese le vanno principalmente a fare lì. Soprattutto sì, abbiamo poche realtà, abbiamo un alimentare, panificio, cioè proprio realtà di sopravvivenza dal punto di vista commerciale. Abbiamo la grossa realtà Lando che con Forama e Bottaro, ecco, 3 grosse realtà sulla regionale. E comunque ecco, l'esperienza del distretto è positiva perché ci incontriamo, ci confrontiamo, condividiamo anche questi momenti un po' difficili da passare e quindi posso dire sì, Veggiano è contento di partecipare a questo distretto. Certo. Altro non posso dire. Perché sì, abbiamo tante parrucchiere, tanti bar, ma Ecco. diciamo i servizi essenziali mancherebbero un po' all'interno, però diciamo che il nostro paese ha anche la bellezza di avere tante coppie giovani, quindi che si possono spostare, che hanno la macchina, vanno a fare le spese nei paesi vicini, insomma, ecco. Certo, per questa appunto continuità che c'è. Sì, abbiamo visto come appunto, anche se in realtà sono pochi chilometri che questa statale, però in realtà quanti sono anche diversi i paesi che vengono attraversati e appunto arriviamo fino a Grisignano di Zocco, quindi andiamo anche, scavagliamo la provincia in questa sorta di continuità però. Un altro paese, Sindaco Lain, che ha una storia molto importante e anche una caratteristica appunto legata prima di tutto alla fiera e quindi il fatto del commercio da sempre un punto di forza. Grisignano da sempre è un territorio di scambio, ma è stato un territorio anche di conflitti negli anni medievali, insomma, quindi terra contesa. E questa grande arteria che ci unisce, la statale numero 11, è l'anima del commercio. Perché dico questo? Perché con un flusso di circa 30-35 mila veicoli al giorno abbiamo una pubblicità indotta all'interno dei territori totalmente gratuita. Cioè, quindi il nostro arduo compito è che, al di là delle quelle che possono essere le nostre peculiarità, le differenze dei nostri territori, del modo di amministrare o meno, il denominatore comune è comunque che le problematiche sono le stesse. E quindi la sinergia che stiamo mettendo in campo da un po' di tempo a questa parte è affrontare assieme le problematiche e cercare di trovare le soluzioni. Non è che poi noi amministrazioni dobbiamo salvare la rete commerciale, i commercianti. Il nostro compito è quello di creare l'opportunità per loro. Quindi, memori del fatto di una vastità che è quella dovuta alla percorrenza e quindi questi grandi numeri che giornalmente e quotidianamente attraversano i nostri territori, far sì che i nostri territori possano essere ad esempio in ordine, che ci siano delle chiavi di lettura che siano uguali in tutti i territori o similari, ad esempio quello che possono essere gli arredi urbani. E pertanto voglio dire, il nostro compito è quello di creare appunto delle opportunità, sta poi ai commercianti cercare di coglierle. Noi con la fiera abbiamo questa grandissima esperienza, voglio dire, e non abbiamo mai guardato confini, abbiamo sempre cercato di promuovere quelle che sono le peculiarità e le particolarità che ci sono, anche perché, come si diceva prima, abbiamo delle eccellenze lungo tutto il tratto e sono quelle eccellenze che attirano, voglio dire, il pubblico, attirano i fruitori. Ecco che
pertanto si crea anche, voglio dire, un indotto circolare dovuto a queste presenze, insomma. Per cui Certo. sicuramente è una grande scommessa, ma ci crediamo in maniera molto forte. Ecco, dopo suppongo anche che sia importante appunto un distretto, proprio per fare anche forza comune e quindi intercettare quelli che possono essere bandi per poter far fronte magari a progetti comuni e magari l'unione appunto in questo caso fa la forza. Sì, nel senso che abbiamo già avuto qualche esperienza, ne stiamo portando avanti altre, di lavorare in sinergia appunto per attingere a quelli che possono essere bandi e finanziamenti e quindi creare dei servizi verso i nostri esercenti. Al di là di questo abbiamo anche intavolato da un po' di tempo a questa parte, vorrei quasi non proprio lanciarlo, ma insomma quello che l'abbiamo nominato welfare circolare, che quindi ci sarà modo di affrontarlo e descriverlo meglio ai nostri commercianti, però ci abbiamo lavorato tanto e come tutte le cose hanno bisogno di molto tempo per affinare e progettare, dopodiché verrà calato e quindi siamo arrivati nella fase che andremo a calare questo grandissimo strumento, che è uno strumento che metterà, si chiama proprio circolare, welfare circolare, metterà a favore dei commercianti quelli che sono i welfare aziendali, li metterà in circolazione e farli circolare all'interno dei nostri territori, ma ci sarà modo di spiegarci un po' più avanti, insomma, quando daremo il lancio a questa nuova iniziativa. Ok, benissimo. Tornerei un attimo da Roberta Starasin, assessore appunto di Vezzano. Assessore, i commercianti, diciamo, a parte questo periodo ovviamente che fa poco fede, ma quali saranno le esigenze, le difficoltà che trovano maggiormente, diciamo, essere commercianti, però appunto in questo tipo di struttura abbastanza verticale, diciamo, che c'è lungo la statale? Beh, sicuramente le difficoltà non mancano. Se intendiamo in questo momento, le difficoltà sono date sicuramente dalle chiusure, perché è vero che noi siamo un comune che si sviluppa molto lungo la statale, ma è anche vero che a causa dell'ultimo periodo di quello che è successo non abbiamo avuto la possibilità di lavorare come abbiamo voluto per quanto riguarda il commercio. E noi abbiamo non solo dei negozi, abbiamo anche un bel mercato che tutto sommato porta molta gente da fuori e il fatto di essere proprio in una statale aiuta molto rispetto magari a comuni che sono un po' più interni, perché il nostro è un comune comunque molto vissuto, è un territorio che la gente frequenta molto, quindi non lavoriamo, è una cosa che proprio mi hanno fatto notare i commercianti, non lavoriamo molto all'interno del territorio, ma come diceva Anna Maria prima, lavoriamo molto con le persone che vengono da fuori. Quindi in questo periodo di chiusure abbiamo cercato di lanciare il commercio interno, cioè il commercio, di agevolare proprio quelli che sono i negozi di vicinato con gli abitanti del paese, cosa che prima uno magari non guardava neanche, non ci faceva neanche caso, cioè io ho visto persone che scrivevano proprio anche nelle pagine social del comune che hanno scoperto negozi che prima non sapevano che esistessero, perché sei talmente abituato ad andare fuori, anche quando hai le cose vicino, che effettivamente a volte ignori ciò che hai a portata di mano. E questa è una cosa un po' per tutto. E quindi la difficoltà comunque vissuta in questo periodo è stata proprio quella, la mancanza di, diciamo, di persone dal comuni limitrofi, dai comuni fuori. Abbiamo cercato, e spero che ci siamo riusciti, insomma, anche con i commercianti, appunto di valorizzare quello che è il territorio all'interno proprio del comune, con chi ha. Non è semplice, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni proprio per chi abita qui in modo da non far spostare le persone, però devo dire che non è semplice, non è stato una cosa, credo che il problema che abbiamo avuto noi lo abbiano avuto anche gli altri.
tutti abbiamo cercato di tirare un po' l'acqua al nostro mulino, mettiamola così. Questo Certo. è stata una cosa che purtroppo abbiamo visto. Essere il capofila ha lanciato anche alcune idee, soprattutto anche agli altri, proprio in questo ambito qua, cercando di diciamo promuovere il commercio di vicinato locale a livello proprio comunale. Abbiamo fatto partire anche dei mercati a chilometro zero, in modo che proprio di persone comunque del territorio, in modo proprio da tenere qui il più possibile la gente. Questo è stata una cosa su cui abbiamo lavorato molto in questo periodo e speriamo che adesso, sia per noi quanto per gli altri, si ricominci anche con la gente da fuori, insomma. Anche perché noi abbiamo delle bellissime realtà e delle realtà importanti che portano qui persone anche da veramente fuori comune, ma anche fuori provincia, come diceva prima Massimo, realtà di un certo livello con un certo nome che fortunatamente riescono a far sì che la gente arrivi anche da Vicenza piuttosto che da Padova, dove magari avrebbero le stesse opportunità ma non sono uguali. Certo. Assessore Righetto, abbiamo sentito anche da Roberta Sarrasin l'importanza di far conoscere, quindi di comunicare, la comunicazione. Quindi penso che la comunicazione dovrebbe essere uno degli aspetti che un distretto dovrebbe curare proprio per far conoscere il distretto stesso e anche le iniziative che su ogni singolo paese, in questo caso, sorgono. Sicuramente sì, anzi, devo essere sincero, qualche sabato fa, passeggiando con Anna Maria Cordova, proprio manager del distretto, noi a sabato abbiamo il mercato, un mercato importante nella frazione principale del comune. Questo è quello che ci è stato chiesto dai commercianti, curare la comunicazione, perché sta diventando basilare non solo nelle interrelazioni con i commercianti stessi, ma anche poi nei confronti dei terzi, dei fruitori di queste attività commerciali. E mi permetto di aggiungere, rispetto a quanto diceva prima Roberta, la grande sfida e la grande difficoltà che stanno subendo le nostre attività di vicinato, commerciali di vicinato, sono la concorrenza pazzesca fornita dai grossi centri commerciali piuttosto che dal commercio online. E noi su questo fronte dobbiamo assolutamente trovare un'alternativa per loro. Noi, nel rispetto di quanto ha detto prima il sindaco Lain, che condividiamo tutti appieno, cioè che noi possiamo solo incentivare, promuovere, creare quell'humus fertile, ma poi saranno e dovranno essere i commercianti stessi che si devono aggiornare e impegnare a favorire un certo tipo di sviluppo. Noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni e quanto diceva prima anche il sindaco Lain sul welfare circolare è in questa direzione, cioè cercare un'alternativa al commercio online ai distretti, perché in realtà i nostri territori si rappresentano proprio già come dei centri commerciali all'aperto, che potrebbero essere veramente una valida alternativa, anzi, se mi permettete, molto più salubre che non altre situazioni che ci troviamo a dover vivere, insomma. Certo. Sindaco, la tirata in campo ancora ovviamente a Righetto, sono delle opportunità, abbiamo visto purtroppo anche in questo momento come anche i commercianti stessi si sono subito reinventati, hanno cercato di approfondire anche l'aspetto della visibilità online pur di mantenere vivo la propria attività. Ecco che la formazione, quindi formazione e anche unione, in questo caso grazie anche all'operato di Confesercenti, può essere un aiuto per cambiare magari certi modelli anche di business. Direi proprio di sì. Abbiamo visto che in questo periodo di pandemia un po' tutto il mondo è cambiato e ci si è dovuti reinventare.
E credo tutti dobbiamo fare un plauso ai commercianti, perché nelle loro restrizioni si sono saputi reinventare grazie a sicuramente Confesercenti, ma probabilmente anche alla loro stessa volontà. Si sono messi in maniera anche con caparbietà a dover trovare delle soluzioni innovative. Il commercio è cambiato, non è più il commercio di allora dove il cittadino andava in negozio. Mi viene quasi da dire che adesso è il negozio che deve uscire, ed ecco che qui entra proprio in gioco questo grande centro commerciale all'aperto, che siamo il nostro distretto, dove appunto noi dobbiamo cercare di mantenerlo in ordine, mantenerlo fruibile per le persone, affinché queste possano nelle loro passeggiate interagire all'aria aperta, all'aria pulita, cosa che abbiamo molto bisogno peraltro, e i negozi devono sapere un po' reinventarsi. Una cosa bellissima che è successa proprio l'anno scorso, che per la prima volta i commercianti hanno creato, l'abbiamo nominato, noi l'abbiamo suggerito, abbiamo dato questa opportunità e loro l'hanno colta, la famosa serata l'abbiamo denominata Distretto sotto le stelle, ed è stata una cosa molto entusiasmante, una stessa serata svolta nei 4 territori del distretto, dove appunto i commercianti sono usciti a farsi conoscere in piazza con un piccolo, chiamiamolo così, evento, perché comunque le norme di ristrettezza volevano fosse così, e al punto tale che lo si vuole ripetere anche quest'anno. Per cui insomma dico bravi i commercianti che in qualche maniera hanno saputo destreggiarsi, e in questo destreggiarsi probabilmente hanno capito che il commercio è un po' cambiato, e credo che la sinergia con loro sia il dialogo che dovremo sicuramente perfezionare noi come amministrazioni, noi come distretto, con il supporto di Confesercenti, che è forse il trade union più corretto per creare questo feeling di domanda e richiesta e necessità tra quello che è la parte di amministrazione e quello che è parte dei servizi, che sono i commercianti stessi. Certo, sì, ecco che la tecnologia appunto che prima sembrava solo rapinare un po' i nostri commercianti, penso al commercio online delle grandi multinazionali, adesso diventano quasi un alleato per le piccole realtà che invece trovano il modo per comunicare, far conoscere e far venire fisicamente nei paesi e quindi nei distretti le persone. Anna Maria Ruzza, quindi diciamo una possibilità che essere grandi o piccoli non conta, serve solo diciamo magari essere partner di realtà che possono coinvolgere ugualmente delle persone, quindi anche dei futuri acquirenti, ma anche di persone che vogliono vivere un territorio. Sì, effettivamente si sente comunque un suono, cioè la linea è disturbata, almeno io sento. Prego. Allora sì, effettivamente ha ragione il sindaco Lain, il commercio è cambiato, perché prima della pandemia i piccoli commercianti temevano molto le grosse, i centri commerciali grossi. Oggi più che mai il mercato online rappresenta per loro il loro pericolo proprio, perché le grosse aziende che vendono online vendono di tutto, hanno prezzi competitivi e quindi il commerciante locale si trova in grossa difficoltà. Ecco, questo io lo sento, lo noto, insomma, vedo tanti camioncini che passano e consegnano materiale da Amazon, da ditte strutturate, e questo deve essere, cioè per me questo è il pericolo futuro. I piccoli commercianti dovranno attrezzarsi, non lo so se ce la faranno, io spero, perché è entrata un po' la mentalità di consultare il telefonino e ordinare il materiale che ti serve, dopo 3 giorni te lo portano a casa e quindi diventa anche più facile.
Questo Certo. però è un danno anche per i rapporti fra le persone, perché il piccolo commerciante fa comunità, esci, trovi l'amica, vai a bere un caffè, vai a farti la spesa, ti aggiorni, ti senti comunità, mentre il mercato online questo la toglie. Sì. Ecco, questa sarà una sfida futura che dovremo affrontare. Non so come, non so quando, ma Ecco, bisogna affrontarla. ecco, quello che vorrei dire è che però visto che molti appunto proprio sfruttando questo periodo e si sono magari hanno preso coscienza di questo fatto, ma si sono anche soprattutto formati, ecco che hanno usato le stesse armi, però per farsi conoscere. Come diceva prima Roberta Sarrazin, molti non conoscevano nemmeno alcuni negozi. Ecco che adesso conoscendo magari la tecnologia e gli stessi strumenti che usano altre aziende, si può far conoscere anche proprio il piccolo, piccolissimo negozio e quindi rendere un'opportunità invece per continuare a vendere e continuare ad essere nel mercato e dando quel plus in più del rapporto, appunto, come diceva Anna Maria Ruzza, è quel rapporto di personale, di fiducia e di contatto fisico che fa la differenza, Sarrazin. Certo. Sì, allora c'è da dire, io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Anna Maria, che è correttissimo e che mi trova sicuramente d'accordo. Il commercio è cambiato. Se qualcuno pensa di lavorare ancora come si lavorava prima della pandemia, dell'inizio del Covid, non ha capito nulla. Cioè così non si può più lavorare. Allora, la formazione, e ne abbiamo parlato tante volte, è importantissima e questa è un po' per tutti, proprio perché abbiamo un problema di colossi del web che stanno lavorando e fanno una comunicazione, e torniamo sempre al discorso originario della mancanza di comunicazione, fanno una comunicazione a 360 gradi sui principali social, su internet piuttosto che la TV, eccetera, che porta molti risultati. Quindi se il classico commerciante che mi vende, adesso faccio un esempio, pentole, pensa di dire ok, metto in vetrina la pentola X e basta, senza farci tutto un lavoro dietro, la pentola là rimarrà lì perché uno entra sul social qualsiasi, su un motore di ricerca qualsiasi, scrive pentola X, la trova agli stessi soldi e se la porta a casa. La comunicazione è importante tanto quanto anche il contatto col cliente, perché sei tu commerciante che fai la differenza tra il computer e il prodotto che devi vendere. Perché se io entro in un negozio e trovo un commerciante che ha il muso, è arrabbiato, brontola, si lamenta, non sa anche magari il suo, come può accadere in certe catene, soprattutto grandi, cioè io onestamente dico, ma perché devo perdere tempo per entrare magari in un negozio a comprare una cosa X che posso fare la stessa roba su internet, tanto il rapporto che ho è uguale. C'è il commerciante che deve fare la differenza, e su questo proprio non ci piove. Il problema lo abbiamo per esempio con le grandi catene. Se io entro in un negozio di una nota catena che vende elettrodomestici, mettiamola così, trovo spesso e volentieri ragazzi che non hanno formazione, sono messi là perché hanno bisogno di lavorare, non interessa a loro vendere il prodotto X piuttosto che il prodotto Y, perché non sanno le caratteristiche né di uno né dell'altro. La differenza la fa invece il piccolo negoziante che fa cosa? Nel quale io entro al negozio e sa di cosa si tratta, conosce il prodotto che vende. Questo vale per tutti, cioè che sia la fioreria, che sia il negozio di abbigliamento, cioè nel negozio, nella catena, non c'è lo stesso, chiamiamolo così, amore che ci può essere nel negozio di vicinato. E questa cosa qua deve essere fatta capire ai commercianti e che soprattutto devono fare formazione, perché altrimenti non si lavorerà più, non è più come una volta. Purtroppo sono cambiate molto le cose e questa è una cosa di cui purtroppo, lo ribadisco e lo sottolineo, molti non si rendono conto. Sì, tutto diciamo ha cambiato il commercio e se si riesce però a comunicare
le proprie peculiarità. Sono convinto, e l'abbiamo visto perché siamo tutti anche clienti, che quando cerchiamo la cosa particolare magari usiamo lo strumento di internet per andarla a cercare, però dopo siamo contenti di andare a prendere proprio quella nicchia particolare che può essere anche il negozio nascosto in qualche paese. Ecco, forse sì. dopo appunto dobbiamo fare tutta questa opera di comunicazione e di formazione, come diceva Roberta Sarrazin. Siamo quasi in conclusione, anzi siamo in conclusione, farei un giro di saluti, partirei da Massimo Righetto, assessore appunto a Rubano. Assessore, un ultimo saluto e anche l'ultimo suo pensiero. Beh, grazie innanzitutto. Un ultimo pensiero sta un po' in quello che si diceva poc'anzi, cioè che lavorare nell'ambito del commercio vuol dire proprio riscoprire i fondamenti di questa realtà che hanno una funzione veramente sociale per i nostri territori non indifferente. Quindi dobbiamo veramente cercare di averne a cuore e particolare cura per far sì che anziché chiudere serrande se ne aprono delle nuove. E poi mi sento di dirvi questa cosa qui, che mi auguro che i distretti del commercio abbiano un futuro, perché non è più tempo neppure per noi amministrazioni di legarsi ai campanilismi, ma è tempo di fare rete, e anche perché, visto cosa sta succedendo a livello non solo nazionale ma anche a livello europeo, intercettare fondi lo si potrà fare solo se si è grandi, e le piccolezze dei nostri comuni non potranno permettersi questo, se non appunto facendosi rete e strutturandosi in tal senso. Certo, grazie Assessore Righetto. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie a lei. Mi scusi, io spero che Confesercenti, così come tutte le altre associazioni di categoria, faccia pressione anch'essa alle regioni che sappiamo stanno dandoci una mano da questo punto di vista, perché noi ci crediamo in questi progetti e ci auguriamo che ci sia la possibilità appunto di darne un seguito. Certo, grazie Assessore. Sì, ecco che appunto il distretto come unione anche diciamo di forza per poter, come dicevamo prima, accedere a fondi e rendere possibile la continuazione dei progetti come questi, che vanno a vantaggio non solo dei commercianti ma di tutto un territorio. Anna Maria Ruzza, assessore appunto a Veggiano, un saluto anche da parte sua. Microfono. Scusi. Beh, un ringraziamento particolare, perché è sempre bello trovarsi, confrontarsi, e questo arricchisce anche un assessore e anche un'amministrazione. C'è sì la volontà di continuare con questo distretto, ci crediamo, e quindi sì, e quindi in bocca al lupo. Grazie ad Anna Maria Ruzza. Sindaco Lain, un suo pensiero e anche diciamo magari una cosa che vorrebbe vedere presto realizzata magari dal distretto. Una cosa che vorremmo, dico vorremmo perché una cosa ne abbiamo già discusso, che è trovare un dialogo molto più serrato e molto più stretto, un feedback immediato con tutti i commercianti, in modo da poter condividere al meglio quelle che possono essere iniziative. Io faccio i miei saluti dando, tra virgolette, un po' uno slogan, no? Giusto per stare nel tema del commercio. Noi del distretto creiamo opportunità, i commercianti la devono cogliere e i cittadini devono viverla. Perfetto, grazie Stefano Lain anche di aver lanciato questo slogan che un po' sintetizza il senso del distretto. Roberta Sarrazin, mestrino e quindi
un saluto anche da parte sua, siamo ormai in chiusura come anche capofila di questo bel progetto. Sì, io ringrazio per l'opportunità che ci avete dato, insomma, anche per spiegare questo distretto. Mi auguro, e abbiamo dei progetti da portare avanti importanti che sottoporremo anche alla Regione nei prossimi periodi. E mi auguro che questo distretto cresca sempre di più, che dia ciò per cui è nato, insomma, che riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, e niente, auguro a tutti una buona giornata. Grazie anche all'assessore. Anna Maria Cordova, manager appunto del distretto, a te la conclusione di questa mattinata, di questo incontro, e sapendo appunto che Confesercenti fa la sua parte. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio in modo particolare gli amministratori qui presenti, perché in questo anno si sono spesi molto e abbiamo lavorato insieme e abbiamo anche molta progettualità futura. Io sintetizzo in poche parole quello che è stato detto oggi con una frase. Il distretto è un'opportunità. Noi lo stiamo cogliendo, stiamo lavorando, la voglia c'è e quindi vogliamo crederci in questo distretto. L'importanza della continuità, come ha detto l'assessore Righetto, che ci sia un proseguo, perché a novembre teoricamente scade, però noi continuiamo e vogliamo proseguire. Vorrei tanto, stasera alle 9 avremo un incontro con i commercianti di tutto il distretto, vorrei tanto che questo messaggio arrivasse anche ai negozianti, che sono attori importanti perché il distretto viva. Quindi anche loro devono cogliere l'importanza, noi faremo di tutto tramite la comunicazione, che questo distretto è un mezzo che loro devono saper apprezzare. Confesercenti, con progetti come Confiducia, sta facendo tantissime iniziative affinché possano avere degli spunti, delle opportunità per cambiare, per conoscere ulteriori opportunità. Allo stesso tempo direi anche il negoziante, stai al nostro fianco e lavoriamo insieme per il territorio. Questo è quello con cui vorrei finire e vi ringrazio tutti ancora per questa 45 minuti trascorsi insieme. Grazie a tutti gli ospiti di oggi, e come diceva appunto anche il sindaco Lain prima, da parte ovviamente delle istituzioni, da parte anche dei Confesercenti, è dare le opportunità. Dopo ovviamente ci vuole la parte fondamentale, gli attori veri che sono i commercianti, che ovviamente si devono continuare a mettere in gioco come sanno fare loro. Quindi grazie ancora a tutti voi e noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti di Confesercenti Live. Grazie ancora e buona giornata.